L'omicidio di Conegliano. Nelle prossime ore i carabinieri del RIS nella casa di Margherita Ceschin. Chi l'ha uccisa ha agito brutalmente sull'anziana. Resta la pista di un furto diventato delitto, ad agire uno o più banditi. La cosa brutta è che hanno colpito una persona anziana, fragile, che si stava addormentando. Le parole del procuratore di Treviso Marco Martani sull'efferatezza del delitto. Poteva capitare a chiunque, dice. Era una persona sempre cordiale, parla la dipendente della pasticceria di Conegliano dove si era incontrata con le amiche poche ore prima del delitto. Intanto fissati i funerali venerdì mattina a San Pietro di Feretto. Contata da incubo in una via di Roncadi, i ladri razziano 5 auto e tentano di entrare in un'abitazione, ma le telecamere li riprendono e il proprietario li mette in fuga. Ho avuto paura per la mia famiglia, dice. Congresso Lega, le tensioni dopo il voto di Padova restano alte. Ieri sera a Focus l'accusa di Darè. Marcato si è messo d'accordo con Stefani e molti trevigiani lo hanno seguito. Il silenzio di Zaia. Nessuna traccia di veleni da FAS nell'acqua del rubinetto dei 36 comuni della provincia di Venezia e Treviso serviti da Veritas, analisi effettuate per scongiurare che la falda inquinata dal Vicentino e Padovano fosse salita. Bloccata dalla pandemia e pronto a partire Restart, il progetto sostenuto da 28 comuni della Marca, capofila Spresiano, per favorire l'inserimento lavorativo di persone che faticano a entrare nel mercato del lavoro. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso, come sempre prima dei servizi vi riproponiamo il sondaggio che abbiamo già lanciato nel corso delle precedenti edizioni. Allora lo vediamo. Cambio di sesso e diritti civili, giusta la linea di Zaia, parliamo di quella linea moderna della Lega auspicata dal governatore nel suo discorso sabato al congresso della Lega. Se per voi è sì, è giusta come linea per il partito 0422 162 6691, se per voi invece no 0422 162 6690. Come sempre la chiamata gratuita e l'esito del sondaggio questa sera a Ring dalle 21:15 con Ferdinando Avarino. Peraltro fra poco parleremo proprio del congresso e degli strascichi ancora polemici del congresso, ma prima c'è la cronaca e torniamo dunque all'omicidio di Conegliano. Nelle prossime ore i carabinieri del RIS nella casa della 72enne, chi l'ha uccisa ha agito brutalmente sull'anziana. E quello che è brutto è appunto il fatto che sia avvenuto nei confronti di una persona di 72 anni che era ormai tranquilla in pigiama nella sua abitazione e si accingeva ad andare a letto, c'era appena andata, ecco. Lei ha detto poteva accadere davvero a chiunque. Sì, questo è un tipo, poteva davvero accadere a chiunque, di essere sorpreso in casa e di finire così. Un delitto fra i più feroci. La vittima è una donna anziana, fragile, che viveva da sola. Margherita Ceschin è stata colpita alla fronte con un colpo violento causato da un corpo contundente, tanto da stordirla, ed aveva escoriazioni sotto il mento compatibili con segni di unghie. E infine soffocata con un'azione molto energica che ha provocato anche la frattura delle parecchie costole con uno sfondamento toracico, probabilmente fatto in contemporanea con una forte pressione su naso e bocca per impedirle di respirare. L'ipotesi è che chi l'ha uccisa potrebbe essersi messo sopra di lei, facendo pressione con la gamba sul petto. A fare irruzione uno o più malviventi, senza scrupoli, pronti a tutto. L'ipotesi di gran lunga più attendibile è che uno o più ladri siano entrati nell'abitazione della signora attraverso la porta finestra del balcone del terrazzino, si era al primo piano, quindi a poca distanza dal suolo. Questa porta era aperta. Una volta all'interno dell'appartamento, avendo trovato la signora, che verosimilmente potrebbe aver reagito o cercato di chiamare aiuto col telefonino, che si è trovato poi rotto, l'abbiano uccisa. Certo è che si tratta di un colpo anomalo. La donna aveva ancora al collo una catenina in oro che non le è stata portata via. Dalla casa completamente a soqquadro è sparito solo il portafoglio. Il cellulare della vittima è stato rotto e lasciato sotto l'acqua corrente. Perché? L'apparecchio è stato comunque recuperato dagli investigatori ed inviato ai carabinieri dei RIS per ricostruire messaggi e contenuti. RIS che nelle prossime ore eseguiranno accertamenti approfonditi nell'abitazione di Margherita alla ricerca di tracce biologiche e impronte. In queste ore invece i carabinieri stanno vagliando le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona alla ricerca di fotogrammi che possono aver ripreso i killer, entrati dalla porta finestra aperta sul terrazzo e forse usciti proprio dall'ingresso principale. La morte risale alla notte tra venerdì e sabato, quando è stato dato l'allarme. Margherita è stata uccisa senza nessuna pietà.
le indagini dei carabinieri per verificare il movente, per assicurare alla giustizia l'assassino ed i complici. A parlare con i familiari della 72enne in queste ore è stato anche il sindaco di Conegliano, Fabio Chies. La sua è una comunità evidentemente senza parole per l'orrendo delitto. Le figlie sono chiuse nel silenzio, troppo il dolore. Intanto si stanno ricostruendo le ultime ore di Margherita. Margherita spesso si trovava con le amiche in questa pasticceria di Conegliano, mai da sola, sempre con le persone con la quale usciva solitamente, ci raccontano le dipendenti, così come aveva fatto venerdì pomeriggio, il giorno prima di essere uccisa. Sì, una signora che ogni tanto capitava al pomeriggio con le sue amiche, facevamo 2 chiacchiere, ci salutava, molto gentile. Dopo aver chiacchierato, la 72enne si è spostata con una delle 2 amiche in un altro locale per andare a prendere un aperitivo, con la promessa di vedersi tutti e 3 sabato sera per una pizza. A quell'appuntamento Margherita non è mai arrivata. Sono state proprio le amiche a tentare di contattare la 72enne, ma il cellulare risultava spento. Così sono state allertate le figlie, che hanno chiesto aiuto al vicino di casa. L'uomo ha prima suonato il campanello, non ricevendo risposta. Con una scala è entrato dalla porta finestra rimasta aperta da quel tragico venerdì notte. Margherita era sul divano in pigiama senza vita. Una notizia che è rimbalzata in tutto il paese. Siamo rimasti tutti scioccati perché non ci aspettavamo assolutamente una ricostruzione di questo tipo. Quello che ci auguriamo oggi, guarda, io sono in stretto contatto con tutte le forze dell'ordine, ovviamente ci scambiamo le informazioni, però la cosa che la cittadinanza si aspetta in questo momento è che se le persone che l'hanno compiuto vengano assicurate quanto prima alla giustizia. Non solo, spiega il sindaco, ma bisogna che ci siano delle leggi in Italia che facciano in modo che una volta prese queste persone rimangano in carcere. Poi sul delitto aggiunge: Questa è un'escalation di violenza che assolutamente non possiamo permetterci che esista. Il sindaco si è messo in contatto con una delle figlie della vittima. Io ho avuto modo di sentire la figlia questa mattina, mi sono ripromesso di risentirla nel pomeriggio, ovviamente era distrutta dal dolore, abbiamo scambiato poche parole, gli ho portato il cordoglio e la vicinanza di tutta la città, una città che si ritrova veramente attonita di fronte a un atto che non è in grado di riconoscere, di capire. I funerali di Margherita si svolgeranno venerdì 30 giugno alle 11 nella chiesa di San Pietro di Feletto. E dunque la Marca trevigiana che fa i conti ancora una volta con un delitto, è il 4º in meno di 2 mesi. Una scia di sangue che lascia attoniti, 4 delitti, 5 vittime in meno di 2 mesi. Lino Pestrin, 63 anni, e Rosanna Trento, 57, sono i primi a cadere sotto i colpi del fratello di lui, Massimo. Un omicidio che si consuma tra le mura di casa. La mattanza, il killer ha esploso almeno 14 colpi, è avvenuto a Paese il 3 maggio scorso. Massimo Pestrin ha atteso i carabinieri a casa e ha confessato il duplice omicidio. Per lui si sono aperte le porte del carcere. Il 18 maggio a Varago di Maserada viene pugnalato a morte il 17enne Aymen Adda Benameur. Una lite per questioni di droga. Sul posto i militari dell'Arma hanno bloccato ed arrestato Elia Fiorindi, 18enne. Un'altra tragedia che ha lasciato il segno. I 2, vittima ed omicida, sono giovanissimi. Ma non passa tanto tempo che sul greto del Piave viene trovato il corpo di una donna. È il 21 maggio scorso. Si tratta di Anica Panfile, 31enne rumena, dipendente all'Isra di Treviso. Si pensa ad un suicidio, ma l'autopsia non lascia dubbi. La mamma di 4 figli è stata uccisa. Un colpo alla testa, forse con un corpo contundente e non tagliente. Poi il corpo gettato in acqua. Scattano le indagini. Per questo delitto viene indagato l'ex datore di lavoro Franco Battagia, l'ultimo ad aver visto viva la donna. Dopo essere entrata nella casa dell'uomo, Anica non viene più ripresa da alcuna telecamera. Anche il cellulare della 31enne si spegne per sempre in quella casa. Domenica scorsa, 25 giugno, Margherita Ceschine viene trovata morta a Conegliano, distesa sul divano. Un colpo alla testa, soffocata forse con le mani, con il torace sfondato. Il capo della procura di questo delitto dice: è un omicidio che più preoccupa, poteva capitare a chiunque. 4 delitti, diversi per modalità, diversi per movente, ma accomunati dallo strazio delle famiglie. Serrate le indagini dei carabinieri per identificare e bloccare i killer.
A proposito, l'ipotesi, tornando al delitto di Conegliano, resta più probabile quella dei ladri in casa, di un furto che diventa un omicidio. A proposito di ladri, citofonava alle abitazioni presentandoci in bicicletta e tenendo nel cestino una piantina da vendere, una scusa per poi compiere furti all'interno delle case. Da tempo i carabinieri di Conegliano erano sulle tracce dell'uomo segnalato a San Vendemiano da diversi cittadini. Ieri pomeriggio il 34enne è stato avvistato da un militare fuori servizio che ha avvertito i colleghi della sua presenza nei pressi di un'abitazione. Arrivati sul posto, i carabinieri hanno sorpreso l'uomo mentre stava uscendo da una stanza della casa per dirigersi sul retro. I militari lo hanno fermato per scoprire che l'abitazione era stata messa a soqquadro. Il 34enne è stato dunque arrestato in flagranza per furto in abitazione. E a proposito di furti, una notte da incubo, quella appena trascorsa a Roncade, un'intera via presa di mira dai ladri, immortalati però dalle telecamere di sorveglianza di un residente che poi li ha messi in fuga. Guardate. Poco meno di 5 secondi di immagini catturate dal sistema di videosorveglianza dell'abitazione della famiglia Pasquariello. Nel video 2 uomini si aggirano nel cortile, poi uno di loro si accorge della telecamera e la oscura con una mano. Giuseppe sta lavorando, è proprio lui a metterli in fuga. Mi arriva la notifica delle telecamere che hanno rilevato un movimento, succede spesso, qualche gatto, qualcosa. Guardo e vedo 2 persone fuori che girano attorno a casa. Allora sono sceso subito e ho aperto la tenda, e li ho visti. Dopodiché loro si sono, dileguati nel buio. Quella appena trascorsa è stata una notte da incubo per i residenti di via San Rocco. Siamo a Roncade, comune in passato già più volte preso di mira dai predoni. Una decina i civici finiti nell'obiettivo dei ladri. Prima i colpi ai danni delle auto parcheggiate. 4-5 macchine, le hanno aperte e hanno portato via. Allora, secondo me sono dei professionisti, perché per esempio il mio portafoglio, hanno svuotato il portafoglio e hanno preso solo il portafoglio perché aveva valore, perché era di una marca. Quindi hanno tolto tutte le carte di credito, i documenti, hanno tolto tutto, si sono presi proprio il portafoglio puro. Stessa cosa anche la borsa col computer, non hanno preso il computer e l'iPad, ma hanno preso gli accessori che non sono rintracciabili. Perché loro sanno che un Mac piuttosto che un iPad hanno un GPS, si possono rintracciare, eccetera. Quindi sono dei professionisti, sono andati mirati su cose che gli accessori, tipo mi hanno preso il mouse, mi hanno preso la tastiera. I ladri prendono anche le chiavi di Giuseppe per poi accorgersi che sono anche queste fornite di rilevatore GPS e quindi vengono subito abbandonate nel giardino. Ad avvalorare l'ipotesi che possa trattarsi di professionisti il fatto che le auto non sono state forzate. Probabilmente è stato utilizzato un telecomando universale per aprire gli sportelli delle vetture. Finite le auto si sono avvicinate alle case e forse le luci di casa mia, le telecamere che si sono attivate col movimento eccetera li hanno fatti sparire, insomma. I ladri sono fuggiti attraverso i campi per raggiungere probabilmente le auto parcheggiate a distanza. Nel frattempo in pochi minuti in via San Rocco arrivano i carabinieri che raccolgono le denunce dei residenti. Per la famiglia di Giuseppe Pasquariello una notte difficile da dimenticare. Più che altro per la mia famiglia, io personalmente non mi interessava molto, però ho 2 bambine e una moglie, quindi è quelli che sono loro, e mia moglie più che altro, che si è spaventata di più. E ovviamente non sono uscito perché non sai mai chi ti trovi davanti. Possiamo attivare tutte le cose che vogliamo, telecamere, antifurti, però questo succede, il problema è che non si può fare niente, dobbiamo subire questa cosa qui. E indagini dei carabinieri di Vittorio Veneto invece in questo caso dopo l'intrusione da parte di ignoti probabilmente nella notte tra il 22 e il 23 giugno scorso nella scuola primaria Sauro di via Cal dell'Ivera, danni alla porta esterna della palestra e delle vetrate adiacenti al plesso scolastico. Adesso invece vediamo le immagini tratte dalla pagina Facebook Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa che sono riferite, ecco le vedete, dalle immagini insomma, del forte maltempo che si è abbattuto anche sulla Marca in queste ore. Le immagini si riferiscono nella pagina Facebook alla zona di Pederobba. Forte vento, pioggia, diversi anche alcuni alberi caduti, il bilancio di queste ore del maltempo che ha colpito soprattutto la zona tra il massiccio del Grappa e Cesena fino all'uscita della Valle del Piave, dunque duramente colpita anche la Pedemontana, il Grappa orientale e il quartiere del Piave, l'attesa perturbazione di queste ore. C'è qualche intervento in corso, vedremo eventuali aggiornamenti nel corso del telegiornale. È una tempesta invece metaforica ma
presente, quella che ancora esiste come tensione nella Lega dopo il congresso regionale di Padova. Ieri sera a Focus l'accusa di Gian Antonio Darè. Marcato si è messo d'accordo con Stefani e molti trevigiani lo hanno seguito. Nel partito il nervosismo è evidente. Guardate. In casa Lega cosa sta succedendo? Ho detto che non parlo del congresso. No, grazie. L'ho detto prima, non stavi attento. Il silenzio di Zaia è pesante e indicativo. D'altronde c'è in ballo uno scenario post-congresso che tra le ipotesi più eclatanti potrebbe vedere un nome importante come quello di Roberto Marcato lontano dalla Lega nel prossimo futuro e una scissione che sarebbe letale per l'immagine del Carroccio. Evidentemente anche mezza frase può risultare ingombrante in mezzo alle tensioni che hanno seguito il congresso regionale, mentre la compattezza auspicata dal neosegretario Alberto Stefani scricchiola e rischia di creare una voragine. Che gli strascichi siano ancora forti è indubbio, soprattutto da quella parte del Carroccio trevigiano che ha sostenuto Franco Manzato e che punta il dito non solo contro Marcato ma anche contro la nutrita ala salviniana della Marca trevigiana. A Focus Gian Antonio Darè conferma la ricostruzione che già domenica nella nostra prima edizione Dimitri Coin aveva dato di quel martedì pre-congressuale, l'incontro tra le due parti antagoniste a Stefani per trovare la quadra finale. Da una parte c'era Manzato e Coin, dall'altra parte c'era Sonia Di Tali e il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano. Non era presente a quell'incontro, pur richiesto, Marcato. Non si è fatto trovare al telefono, tant'è vero che Manzato aveva posto sul piatto la candidatura e noi avremmo corso tranquillamente per Marcato. Marcato a mezzogiorno annuncia il suo ritiro. Evidentemente ha fatto l'accordo, ha trovato una quadra con Stefani e assieme a lui anche una componente importante trevigiana, molto importante trevigiana. Manzato aveva chiaramente detto, e ci sono i testimoni, che lui si sarebbe ritirato perché bisognava andare comunque con un'unica candidatura. Allora a quel punto, se tutti avessero fatto la loro parte, non ci sarebbe stata quella differenza. Sicuramente uno o l'altro avrebbe vinto, però non ci sarebbe stato quei numeri così esorbitanti. È andata così, si sono messi d'accordo. Vuol dire che la linea del ponte di Messina ha prevalso su quella dell'autonomia del Veneto. Parole durissime, anche se allo stesso tempo Darè fa capire come l'esito di Padova resta un punto di partenza indiscutibile. Certo, non sarà un percorso facile. Il congresso ha sancito che Stefani è il segretario, noi rispettiamo il segretario, il suo programma, perché è il programma di chi ha vinto, e noi saremo a disposizione, se è possibile, se lo vogliono, porteremo il nostro apporto. Tanti gli appelli all'unità, tra questi uno importante arriva dal sindaco di Treviso e presidente di ANCI Veneto. I congressi servono per decidere chi è il leader, la base si è espressa, dobbiamo tutti quanti rispettare e condividere la scelta, unirsi per un unico grande obiettivo, che è quello di far crescere la Lega, che significa far crescere il consenso, che significa aumentare il numero di amministratori, che significa portare la Lega del buon governo in quanti più comuni possibili. E poi c'è l'altro fronte, il fronte delle dimissioni di Stefano Marcon da sindaco di Castelfranco, che continua ovviamente a scuotere la Lega e il centro-destra, e per ora va a vuoto la sfida lanciata da Marcon ai tre consiglieri appunto a Castelfranco, la sfida di un confronto pubblico. Il faccia a faccia per ora è rimandato, ne è dato sapere se mai avverrà. È lapidario infatti il no comment di Stefano Pasqualotto, Giovanni Cattapane e Viviana Gatto al guanto di sfida lanciato ieri da Stefano Marcon proprio ai nostri microfoni. Mi rendo disponibile ad un confronto davanti alle telecamere con i consiglieri Pasqualotto, Gatto e Cattapane, dove ognuno spiega le proprie ragioni e conseguentemente se ne assume poi le responsabilità. Da parte nostra, scrivono i tre in un comunicato, respingiamo ogni tentativo di accreditarci come coloro che mettono veti e tengono la maggioranza sotto scacco. Da ottobre, quando siamo usciti dal gruppo Lega, specificando fin da subito che saremmo rimasti nella compagine del centrodestra, abbiamo garantito il numero legale e votato tutti gli atti fondamentali di un'amministrazione. I verbali lo confermano in modo incontrovertibile. Rimane e rimarrà il nostro senso di responsabilità. E proprio nella maggioranza di centrodestra la sensazione di urgenza è chiara, lo ribadisce il capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio. Il problema forse era fuori dal Consiglio Comunale, cioè c'era una dialettica interna o trasversale tra questo gruppo
e l'ex diciamo, gruppo consigliare della Lega, che poi chiaramente aveva dei risvolti all'interno della giunta, che evidentemente rendeva la vita più difficile del previsto al sindaco. Qui non stiamo semplicemente discutendo tra mi dimetto o non mi dimetto da una carica di sindaco, qui stiamo discutendo del destino di una città che rischia di stare 9 mesi, non un mese, 2 mesi, 3 mesi, 9 mesi con un commissario prefettizio. Intanto Marcon continua a ricevere numerosi messaggi di solidarietà sulla pagina Facebook, nella quale sabato ha sganciato la bomba, lo sfogo che precedeva le dimissioni, con doppio fronte, politico sulla direzione della Lega e amministrativo con l'attacco ai 3 consiglieri. Ma c'è chi, collega sindaco del Carroccio e membro importante della provincia, è di tutt'altro avviso. Quindi lei dice io non avrei dato le dimissioni? No, io da sindaco non lo farei mai, sinceramente. Se vogliono mandarmi a casa, cosa che sinceramente non è mai capitata, che lo facciano i consiglieri come è avvenuto in altre parti, però è chiaro che noi abbiamo un mandato popolare forte e alla fine deve essere rispettato. Ritengo che ci sia molto da fare, soprattutto in ambito provinciale, e non possiamo permetterci di fermarci in questo particolare momento storico. Mentre il Partito Democratico sta alla porta e osserva una implosione non inaspettata. Una maggioranza a corto di ambizione, di visione, che si è limitata, seguendo il primo mandato di Marcon, alla ordinaria manutenzione dell'esistente, che ora si incarta in una questione di beghe puramente personali. Io da castellano non posso che manifestare una profonda indignazione, ma questo lo dico, ripeto, al di là dell'appartenenza politica. Quello che sta succedendo è dai responsabili. Torniamo alla cronaca giudiziaria, in particolare per parlare dello scandalo di Ca' della Robinia. Sono 13 anni complessivi le richieste di condanna pronunciate questa mattina dal pubblico ministero Gabriella Cama al termine della sua requisitoria nel processo per lo scandalo della finta cooperativa sociale che sarebbe sfociata nella erogazione di circa 3,5 milioni di euro in finanziamenti regionali. Precisamente sono stati chiesti 4 anni per Mario Modulo, allora dirigente dei servizi sociali accusato di corruzione, 4 anni e 6 mesi per Giancarlo Baldissina, ex proprietario della discoteca Disco Palace di Nervesa della Battaglia, processo per corruzione e bancarotta, 4 anni e 6 mesi per bancarotta nei confronti di Pierino Rebellato, ex consigliere della cooperativa. Prescrizione per il consulente finanziario Egidio Costa e non luogo a procedere per avvenuta morte dell'imputato per Remo Sernaggiotto, ex assessore sociale per Forza Italia. E poi a Volpago del Montello questa mattina la paura per un incidente a cavallo nel centro ippico, rimasto ferito un fantino di 60 anni. Stava tornando dalla consueta passeggiata mattutina in sella al suo cavallo quando all'improvviso l'animale è inciampato, sbilanciandosi e facendo cadere anche il fantino. L'uomo di circa 60 anni ha riportato contusioni in diverse parti del corpo e una frattura alla clavicola. Sul posto in pochi minuti sono intervenuti ambulanza e elisoccorso che hanno provveduto a stabilizzare il sessantenne in attesa dell'arrivo dell'automedica. È stato poi portato all'ospedale di Montebelluna. In un primo momento le ferite riportate dal fantino sono sembrate gravi, ma il sessantenne, rimasto sempre cosciente, ha riportato solo una frattura e qualche lesione. Secondo il racconto dei gestori del circolo ippico La Bianca di Volpago del Montello, l'uomo era un abile cavalcatore. Sono cose che succedono, raccontano, ma quando il cavallo cade è difficile rimanere in sella. Pochi istanti di pubblicità, poi di nuovo in diretta. Rieccoci in diretta per parlare dell'indagine di Veritas, importante in 36 comuni della provincia di Venezia e di Treviso, serviti appunto da Veritas. Nessuna traccia di veleni da PFAS nell'acqua del rubinetto in questi comuni. Non ci sono tracce di PFAS nell'acqua erogata da Veritas attraverso l'acquedotto pubblico e quanto emerge dalle analisi effettuate dal laboratorio aziendale Veritas nei 36 comuni serviti, dei quali 29 in provincia di Venezia e 7 nel Trevigiano. Analisi effettuate a livello preventivo e per scongiurare che la falda inquinata dai veleni in questione dal Vicentino e dal Padovano non fosse salita fino a Venezia e Treviso, così da Veritas. Specifica come il limite di quantificazione per la ricerca dei FAS, fissata in accordo con ARPAV e con gli altri laboratori regionali della rete Viver Acqua Lab, è stato fissato a 5 nanogrammi per litro e in nessun caso ne sono state trovate tracce. Non ce ne sono nemmeno con i parametri dell'Agenzia di Protezione statunitense, che in una proposta attualmente in fase di valutazione ha individuato un panel di 6 sostanze fluorate.
Insomma, le rassicurazioni sono che si può tranquillamente bere l'acqua di rubinetto nei citati 36 comuni, spiega il sindaco di Milano nella veste di presidente dei primi cittadini del Comitato Analogo Veritas. Noi siamo anche orgogliosi del fatto che come comuni abbiamo deciso anche per il 2022 di lasciare tutto l'utile in Veritas, che provvederà ad investirlo a beneficio dei cittadini e delle cittadine. È una scelta di responsabilità. E quanto emerso nel corso della presentazione del bilancio 2022, chiuso con un utile di 6,2 milioni di euro. 2022 si è chiuso positivamente per Veritas, abbiamo avuto un saldo occupazionale in crescita e i servizi sono andati abbastanza bene. CEIS Treviso festeggia 40 anni questa mattina, il primo di 4 convegni per discutere sul tema delle dipendenze. Gli esperti dicono c'è bisogno di investire sulla educazione alla prevenzione. Le persone non possono essere lasciate da sole rispetto a questo tema e tantomeno le famiglie. C'è bisogno di investire in politiche educative che mirino a creare consapevolezza e prevenzione di tutte le dipendenze. È la fascia di popolazione tra i 40 e i 50 anni che afferisce di più ai servizi del CERD, Centro per le Dipendenze di Treviso, mentre sono sempre meno i giovani che chiedono aiuto, nonostante il consumo di droghe e soprattutto di cocaina sia in aumento. Sono molte le sostanze oggi disponibili sul mercato a favore dei giovani e in qualche modo anche un prezzo molto accessibile. Età d'esordio delle dipendenze sempre più bassa, un aumento dei casi che si è registrato durante e dopo la fase acuta della pandemia. Il dato dell'US2 attesta che la fascia d'età media dei giovani che fanno richiesta ai servizi di assistenza va dai 14 ai 17 anni. Abbiamo 172 persone che sono seguite nei vari centri dal CEIS, con ottimi risultati perché abbiamo un indice di rotazione molto importante, ciò significa che si stanno liberando ovviamente posti per altre persone e che queste persone poi sono state inserite nel mondo lavorativo e quindi fanno un loro percorso. Una mattinata di incontro con diversi specialisti per ribadire l'impegno comune perché, come dicono, la sfida non è solo contro la droga ma è una sfida educativa. Ripartire dalle relazioni con le famiglie e tra i ragazzi, relazioni che con il Covid sono mancate. Credo che la sfida futura, che significa poi partire dalle persone, quindi non dalle sostanze, è esattamente questa, cioè provare a costruire delle risposte che di fronte a problemi complessi siano risposte complesse. Risposte che portano poi a cercare di reinserirsi anche nel mondo del lavoro. Abbiamo visto anche nel telegiornale del Veneto e di Venezia i dati del report congiunturale del Veneto, con 500.000 di giovani tra i 18 e i 34 anni in Veneto che perché precari o sottopagati vivono di fatto ancora in famiglia. E allora a Treviso è partito, dopo essere stato bloccato dalla pandemia, parte il progetto Restart, sostenuto da 28 comuni della Marca, capofila Espresiano, per l'inserimento lavorativo di persone che faticano ad entrare nel mercato del lavoro. Siamo una rete di 28 comuni, Espresiano e l'ente capofila, che hanno firmato un patto per l'inclusione attiva. È un piano, una rete territoriale che con questo progetto vuole favorire l'inserimento nel mondo lavorativo di tutte quelle persone che per motivi personali, per vari motivi, hanno il piacere di inserirsi nel mondo del lavoro. Da Arcade a Zero Branco, passando per Carbonera, San Polo, Preganziol e altri 25 comuni della Marca. Un progetto aperto a tutti senza limiti d'età e rivolto ai giovani, alle donne e chi ha meno possibilità di inserirsi e permanere nel mercato del lavoro, ma anche un'opportunità concreta per tutte quelle persone che sentono l'esigenza di cambiare vita e rimettersi in gioco. Questo progetto prevede 2 corsi, un corso di viticoltura e un corso di tappezzeria. Qui voglio ringraziare pubblicamente l'azienda vitivinicola Viterrosa e anche il CFP Lepido Rocco di Villorba, che si sono veramente attivati con la cooperativa LS per formare e strutturare questi corsi che sono in partenza a luglio. Le adesioni sono ancora attive questa settimana, quindi è molto importante ricordarlo. E nel concreto cosa faremo? Cioè faranno in realtà. Verranno trasferite queste competenze di questi 2 mestieri che sono cardini della tradizione della nostra cultura, quella territoriale e quella della veneta.
Quelli promossi dal progetto Restart sono corsi gratuiti a cui è chiesta solo una cauzione che verrà restituita al termine delle ore di tirocinio, alle quali seguirà la consegna di un'attestazione che verifichi le competenze acquisite. Quando siamo in tanti l'unione fa veramente la forza e possiamo essere incisivi a un grande target di persone, questo è veramente molto molto importante. Cambiamo argomento, nuovo spazio per il riciclo della plastica a Ospedaletto di Istrana, un luogo dove sostenibilità e innovazione vanno di pari passo. Un laboratorio che serve principalmente per 3 cose. Quella più evidente è per controllare la qualità di tutto ciò che entra, rifiuti compresi, ma anche additivi, altri materiali, e di tutto ciò che esce prima di essere inviato al cliente. Noi non spediamo nulla che non sia stato controllato, campionato, verificato rispetto alle schede tecniche, quindi rispetto a quello che abbiamo promesso al cliente. Un laboratorio di innovazione nel riciclo plastico. Lo spazio di Aliplast, inaugurato a Ospedaletto di Istrana, fa parte del gruppo ERA ed è leader europeo nella plastica rigenerata con oltre 100.000 tonnellate di polimero recuperate all'anno. Tanti prodotti oggi vengono fatti con le plastiche, diciamo, vergini, a petrolchimico, molto tradizionali, che comunque hanno una serie di caratteristiche chimico-fisiche e meccaniche importanti per poter seguire il loro ruolo. Ecco, noi dobbiamo replicare quelle caratteristiche con dei prodotti che arrivano dai rifiuti. L'attività del nuovo Aliplast Lab sarà infatti concentrata sullo sviluppo di innovativi prodotti coprogettati a più mani con i clienti. Ci sediamo insieme ai nostri clienti sia per sviluppare i prodotti che dicevo prima, quindi per portare un prodotto da un vergine a un riciclato, o per creare un prodotto riciclato, un materiale riciclato nuovo che per delle applicazioni nuove e che dobbiamo capire insieme a loro come sviluppare, ma anche per ottimizzare quello che è il ciclo produttivo per garantire efficienza e quindi anche un livello di performance e di costi importante. Il settore del riciclo della plastica è in grande espansione, in linea con la necessità di sostenibilità e tutela del territorio. Oggi c'è richiesta per applicazioni importanti, per applicazioni anche per il contatto alimentare, per applicazioni che contengano anche dei prodotti cosmetici, quasi a livello farmaceutico, e questo evidentemente comporta un riposizionamento e una crescita per tutte le industrie che sono in questo settore e vogliono rispondere a queste domande. Parliamo della tradizione, adesso siamo alla vigilia della notte tra il 28 e il 29 giugno, quando è d'uso realizzare la barca de San Piero. Allora, ecco alcune istruzioni dall'esperto Roberto Popi Frison per realizzarle al meglio. È un rito antico quello della barca di San Pietro da realizzare nella notte tra il 28 e il 29 giugno, nel pieno dell'estate, del lavoro dei campi, e infatti la forma dei velieri veniva vista come un presagio, un rito della tradizione contadina della nostra terra che nelle case venete si ripete. Come fare questa barca? Servono una caraffa d'acqua e uno e un solo uovo fresco, ma non bastano. Da un esperto come Roberto Popi Frison, ecco alcune dritte. Innanzitutto il recipiente va scelto con il fondo tondeggiante, questo per aiutare l'albume ad assumere quella forma della chiglia della nave. L'acqua va bene quella corrente, si riempie il contenitore fino a 2/3. Fondamentale la temperatura del luogo dove sarà lasciata riposare la caraffa, raccomanda Popi Frison. Se noi posizioniamo la caraffa in un posto che è ancora caldo, l'albume si cuoce immediatamente e perdiamo la magia della notte. Piuttosto aspettiamo che si faccia tardi per realizzare il rito. Un fenomeno legato allo scambio di calore e alla densità maggiore dell'albume dell'uovo rispetto all'acqua, spiega la scienza, che nulla toglie alla bellezza di tradizioni la cui origine si perde nella notte dei tempi. Adesso andiamo nel Bellunese. Anche nel Bellunese, come nelle altre province del Veneto, in questi giorni la celebrazione dei 249 anni dalla fondazione della Guardia di Finanza, e allora anche a Belluno si è fatto il punto, il bilancio dell'attività delle Fiamme Gialle.
53 piani operativi, 2.300 interventi ispettivi e oltre 250 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell'economia. È il bilancio dell'attività svolta negli ultimi 18 mesi, presentato in occasione delle celebrazioni per il 249esimo compleanno della Guardia di Finanza dal comandante Dario Guarino, che di fronte alle autorità civili e militari del capoluogo e alle rappresentanze dei corpi operativi delle Fiamme Gialle ha raffigurato l'immagine rassicurante di un territorio caratterizzato da uno spiccato civismo, dove gli illeciti sicuramente non mancano, ma neppure rappresentano una criticità. Siamo molto fortunati perché la provincia di Belluno comunque è una provincia che veramente si caratterizza per la laboriosità e per l'onestà in prevalenza dei suoi cittadini. È chiaro che ha un'aspettativa di sicurezza molto alta e quindi noi dobbiamo essere ancora più bravi perché dobbiamo corrispondere a questa aspettativa di sicurezza. L'attività di contrasto all'evasione ha permesso di rilevare circa 120.000 euro di illeciti, 18 gli evasori totali, cioè esercenti di attività sconosciute al fisco, 77 lavoratori in nero e irregolari, 6 casi di evasione fiscale internazionale, tra cui spicca un illecito che ammonta a ben 35 milioni di euro, 1.500 interventi in materia di illeciti telematici, oltre a attività a tutela della spesa pubblica, in particolare negli interventi post-vaia, per un ammontare di danni erariali che supera i 3 milioni e interventi legati all'utilizzo di fondi PNRR per quasi 2 milioni di euro. Altro fiore all'occhiello del comando provinciale, il soccorso alpino, che ha portato a termine 184 interventi, tra cui spiccano quelli legati al crollo del Seracco sul ghiacciaio della Marmolada. Durante la celebrazione sono inoltre state consegnate le tradizionali benemerenze per agenti che si sono distinti durante l'espletamento delle proprie funzioni. Torniamo a parlare dell'Olimpiadi Milano Cortina 2026 perché ha preso il via l'annunciata raccolta firme organizzata da CGIL, CISL e UIL per la proposta di collocare il villaggio olimpico nell'area del sito ex Eni di Borca di Cadore. Una proposta che ha trovato il parere favorevole anche della provincia, di Confindustria Belluno Dolomiti, delle associazioni ambientaliste e ora anche dei cittadini che potranno firmare sia tramite i presidi territoriali il 29 giugno a San Vito, il 30 a Feltre e l'8 luglio a Belluno, sia tramite piattaforma online. La scelta di recuperare il villaggio ex Eni, riportano i sindacati, un'occasione senza precedenti per utilizzare al meglio i 39 milioni di denaro pubblico e per dare un lascito al territorio post-Olimpiadi che crei occasioni di sviluppo nel lungo termine e non solo in occasione dei giochi. Ancora l'economia, si vociferava da mesi ma ora è ufficiale. Il gruppo Safilo ha infatti avviato delle trattative con Telios, braccio destro del colosso mondiale del lusso LVMH, per la cessione dello stabilimento di Longarone dopo che quest'ultimo era stato dichiarato come non più strategico, lo ricorderete, nell'ottica del business aziendale. Si parlerebbe dunque del trasferimento e reimpiego di una parte consistente delle maestranze impiegate nel sito di Longarone, con pieno coinvolgimento, almeno sulla carta, di istituzioni e parti sociali per ridurre al minimo, si legge in una nota dell'azienda, l'impatto sociale della chiusura dello stabilimento, che ha all'attivo più di 470 lavoratori e sul cui futuro si spera possa essere presto fatta chiarezza. Tante le manifestazioni che abbiamo visto anche in queste immagini e in questi mesi. A proposito di industria, nella sede di Confindustria Belluno Dolomiti presentato il nuovo servizio di consulenza alle imprese volto a ridurre le differenze di genere nei luoghi di lavoro. La montagna come laboratorio di inclusione. Confindustria Belluno Dolomiti ha presentato il nuovo servizio di consulenza alle imprese per l'ottenimento della certificazione della parità di genere. È sulla scia delle attività per il sociale che stiamo portando avanti da qualche anno. Questa poi fa riferimento a una normativa europea che dopo aver monitorato i 27 Stati membri ha classificato le attività che le varie nazioni devono portare avanti. E tra queste c'è l'obiettivo contenuto nel PNRR di colmare il divario tra uomini e donne, con particolare riferimento al mondo del lavoro. Secondo l'ultimo rapporto dell'Istituto Europeo per la Parità di Genere, l'Italia si colloca infatti al 14° posto sui 27 paesi dell'Unione Europea. Lo strumento della certificazione consentirà alle aziende di intraprendere un percorso virtuoso da articolarsi rispetto ai diversi ambiti delle disuguaglianze. Andiamo dalla parità nel mondo del lavoro, ai salari, alla
pari opportunità nelle attività lavorative, la capacità e la possibilità di essere indipendenti rispetto alla vita matrimoniale. Una certificazione che porta con sé anche diversi vantaggi per le imprese che ne perseguiranno l'ottenimento. I vantaggi delle aziende sicuramente sono legati al rapporto con le dipendenti, al rapporto con il territorio. Poi ci sono dei vantaggi legati alla possibilità di accedere a bandi nazionali, europei e avere un punteggio superiore. La strada per l'azzeramento del divario tra uomini e donne è ancora lunga, basti pensare che nel bellunese non esistono ancora aziende che abbiano ottenuto la certificazione. Per Confindustria la parità di genere è e rimane elemento imprescindibile per rilanciare l'imprenditorialità e l'attrattività delle terre alte. E adesso vi lascio al meteo. Arrivederci. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia. Laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Bentrovati al meteo. Alta pressione ancora sull'Italia, un po' di instabilità sui rilievi e lieve calo termico. Il dettaglio di mercoledì 28 giugno. Sul Veneto avremo una nuvolosità più consistente nelle ore pomeridiane, in montagna con qualche temporale, possibile fino alle zone limitrofe. Altrove sarà invece maggiormente soleggiato, con cielo poco nuvoloso. Temperature più nella norma, minime tra 14 e 21 gradi, massime invece comprese tra i 24 e i 28 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso poche novità, tanto sole con cielo sereno su pianura e costa, in montagna però non è escluso qualche locale rovescio pomeridiano. Temperature minime sui 15-20 gradi, massime intorno ai 26-28 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo un'alternanza tra sole e qualche nube innocua e solo con qualche isolata pioggia. Temperature minime intorno ai 16-18 gradi, massime sui 27-29 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.